Presidente, lei si è offerto di aiutare la biblioteca lucasiana, una biblioteca che abbiamo visto insomma, ha grossi problemi e il Comune per via delle casse deficitarie non può più mantenere. Quale apporto si potrebbe dare? Ma io sono stato provocato da un altro suo collega intervistatore su questa cosa. Io premesso che, voglio dire, la mia non è una posizione, come dire, in contrapposizione a quella dell'amministrazione comunale, perché capisco che l'amministrazione deve curare bene i bilanci, deve ottimizzare tutti i suoi processi, mi pare una cosa estremamente corretta. Da parte mia produco energia, per cui siccome uno dei problemi è proprio il pagamento delle bollette energetiche, ho detto sono a disposizione per creare quelle condizioni per cui o si paghi pochissimo o si paghi quanto meno possibile. E ancora ci dobbiamo incontrare, domani mi incontrerò con il responsabile. Sono a disposizione, ecco, per la mia città, se ci sono cose che posso fare con grandissimo piacere, ci mancherebbe altro. Presidente, ecco, parliamo di questo impianto di Sciacca, di bioenergia che da diversi mesi sta creando parecchie problematiche, l'amministrazione sì, alcuni lo vogliono, altri non lo vogliono, ecco sostanzialmente quali sono le difficoltà? Ma secondo me non ci sono difficoltà, nel senso che c'è uno stabilimento esistente dal prima del 1980 e lo stiamo implementando di alcuni miglioramenti di natura ambientale. E purtroppo l'amministrazione, ma anche alcuni cittadini hanno preso in ballo questa cosa per mettere in discussione quello che è già autorizzato e che non può essere a mio avviso toccato, perché voglio dire, se no si mette in gioco qualsiasi interesse di qualsiasi cittadino nella nazione, non solo in Sicilia. E a mio avviso lì c'è stato un problema di disinformazione, il sindaco ha voluto che si facesse disinformazione nominando un consulente che ha dichiarato alcune cose false e che noi citeremo presso l'autorità giudiziaria, perché chi fa il consulente e prende soldi dello Stato non può prendere soldi per dichiarare falso. Dopodiché lì è un impianto, è un'azienda che noi abbiamo comprato nel 2009 e che voglio dire, che non ha lavorato tantissimo, ora stiamo vedendo di farla lavorare tutto l'anno. Stiamo tentando di creare lavoro, non riusciamo a capire la posizione dell'amministrazione comunale. Ecco, effettivamente cosa produrrà l'azienda? Ma lì c'è una distilleria, cioè produce alcol, no, è la Cronion, no? È la Cronion. Materialmente produce alcol, quella distilleria ha prodotto sempre alcol da vinaccia. Noi che cosa abbiamo? L'unica variante qual è stata? Quella di inserire altre matrici per lavorare tutto l'anno. Non esistono attività industriali che si reggono con 2 mesi l'anno di produzione, le vinacce durano 2 mesi l'anno. Per cui abbiamo fatto questo e poi abbiamo inserito dei biodigestori a valle che trattano il sottoprodotto di distillazione e che quindi abbattono notevolmente qualsiasi effetto inquinante, per cui non riusciamo a comprendere le ragioni di chi governa la città, ma soprattutto perché, voglio dire, il fatto dei biodigestori è stato inserito proprio dal PD, quindi proprio per abbattere questo tipo di situazione, per cui purtroppo ci sono tantissime anime in questo PD e il risultato è questo. Presidente, ecco, parliamo della squadra, tra poco inizierà il campionato, quest'anno si è cambiato allenatore, si è cambiato coach, ecco gli obiettivi della Fortitudo Moncada. Ma la squadra ha avuto sempre i medesimi obiettivi, abbiamo fatto cioè quella di fare un campionato tranquillo, di salvarci, e tenete conto che questo è un lusso per la nostra città, cioè nel senso che avere una squadra in Serie A2 con i pochissimi sponsor che ci sono e tutte queste cose è un grandissimo lusso. E dopo tanti anni abbiamo deciso di seguire 2 vie diverse, noi e il coach Ciani, e è stato fatto tutto in comune accordo senza nessuna, nessun astio, e c'è il nuovo allenatore, penso sia una persona estremamente valida, stiamo costruendo una squadra che abbia i medesimi obiettivi, se facciamo meglio siamo tutti contenti, speriamo di non fare peggio. Ecco.